Ehi, tifoso napoletano. Benvenuto a un altro Rapporto Napoli. Oggi ti ho portato una bomba atomica che può far esplodere il mercato delle trasferimenti di gennaio. Prepara il cuore perché quello che ti racconto ora è sensazionale. Kobbie Manu, quella gioiello del Manchester United, la promessa del calcio inglese, il centrocampista che tutti vogliono, lui vuole venire al Napoli. Esattamente quello che hai sentito. E non lo sto dicendo io, lo dice Fabrizio Romano, il papa delle trasferimenti internazionali, il tipo che non sbaglia mai, che ha rivelato dettagli esclusivi su questa negoziazione. C'è pressione del giocatore per andarsene, c'è un messaggio subliminale a Old Trafford, c'è il Napoli pronto a investire forte, e c'è l'esempio di Amme Citominai. Resta con me fino alla fine perché questa storia sta bollendo e può cambiare completamente il centrocampo azzurro. Andiamo, che questa è gigante. Allora, tifoso, prima di entrare nei dettagli esplosivi che ha rivelato Fabrizio Romano, contestualizziamo questa storia dall'inizio, perché questa soap opera non è iniziata ora. Kobbie Manu è nel radar del Napoli dall'estate scorsa. Esatto. Laggiù, quando si svolgeva la finestra di trasferimenti di agosto, Giovanni Manna aveva già Manu nella sua lista di obiettivi prioritari. Il direttore sportivo del Napoli è noto per fare quel lavoro da formichina, no? Identifica i talenti presto, monitora i giocatori per mesi, studia il profilo, analizza se si adatta allo schema tattico. E Manu è uno di quei casi. Per tutto questo tempo, dall'estate, il nome di Manu non è mai uscito dall'agenda di Giovanni Manna. È come se fosse un affare rimandato, un'opportunità che il Napoli sta aspettando il momento giusto per concretizzare. E sai perché l'interesse è aumentato adesso? A causa dell'infortunio di Zambo Anguissa. Il nostro centrocampista camerunese, che è un pezzo fondamentale nello schema di Antonio Conte, si è infortunato. E quando perdi un giocatore dell'importanza di Anguissa, hai bisogno di un sostituto all'altezza. Ed è qui che Manu entra come la soluzione perfetta. Un centrocampista giovane, con qualità tecnica assurda, che ha visione di gioco, che sa marcare, che ha un futuro da nazionale inglese. Ma calma che non sono ancora arrivato alla parte più importante della storia. Ora arriva quello che ha rivelato Fabrizio Romano, e questo ti lascerà scioccato. Nella partita tra Manchester United e Bournemouth, che si è giocata a Old Trafford, c'è stata una scena che ha attirato molta attenzione. Il fratello di Kobbie Manu era allo stadio a vedere la partita e indossava una maglia, indovina di quale squadra? Del Napoli. Esatto, tifoso. Il fratello di Manu, in pieno Old Trafford, casa del Manchester United, indossava la maglia azzurra del Napoli. E Fabrizio Romano ha descritto quell'immagine come impattante. Perché? Perché nel calcio queste cose non accadono per caso. È un messaggio. È un modo per comunicare qualcosa senza dover parlare. È come dire, guarda, mio fratello vuole davvero andare al Napoli. Tanto che io sono qui, allo stadio dello United, con la maglia della squadra italiana. È un recapito per i dirigenti, per i tifosi, per la stampa. E questo tipo di cose nel calcio ha un peso gigantesco. E poi Fabrizio Romano è andato dritto al punto. Ha confermato qual è la decisione di Kobbie Manu. Lui vuole uscire nella finestra di gennaio. Non è che forse vuole. Non è che ci sta pensando. La sua decisione è già presa. Vuole lasciare il Manchester United a gennaio. Capisci la dimensione di questo? Stiamo parlando di un giocatore formato nella cantera dello United, un inglese che potrebbe essere un idolo del club, ma che è deciso a uscire. E perché vuole andarsene? Vari motivi. Mancanza di continuità, mancanza di fiducia dell'allenatore, non è titolare assoluto come immaginava, sta perdendo spazio. Al Manchester United, Manu viene usato in modo intermittente. Gioca una partita, sta in panchina un'altra. Non ha quella sequenza che un giocatore giovane ha bisogno per svilupparsi. E poi, quando vedi che c'è un club come il Napoli interessato, un club che sta lottando per lo scudetto, che gioca in Champions League, che ha un allenatore vincente come Antonio Conte, la testa gira, no? Ma ora arriva la parte che ti farà saltare dalla sedia.
Fabrizio Romano è andato oltre e ha rivelato più dettagli sull'influenza del Napoli in questa decisione. Ha detto questo, e fai attenzione, dopo il successo di Metominay al Napoli e l'ottimo rendimento di Højlund, Kobbie Mainoo sarà più che tentato di unirsi al Napoli. Hai capito l'oro di questa informazione? Metominay è la pubblicità viva del Napoli. Scott Metominay è arrivato anche lui dal Manchester United. Era riserva lì, non aveva lo spazio che meritava. E cosa è successo quando è arrivato al Napoli? È esploso. Metominay è diventato titolare assoluto, sta segnando gol, sta essendo decisivo, è felice, sta giocando il miglior calcio della sua carriera. E questo non passa inosservato. Mainoo vede cosa sta succedendo a Metominay e pensa, amico, se ha funzionato per lui, può funzionare anche per me. È l'esempio perfetto che il Napoli è un posto dove i giocatori dello United possono rinascere, dove possono mostrare il vero potenziale che hanno. E Fabrizio Romano ha menzionato anche Højlund. Sebbene Højlund non sia al Napoli, è un altro esempio di giocatore giovane che è uscito dallo United e ha trovato la sua strada. Allora Mainoo sta vedendo questi esempi e pensando, anch'io voglio questo. Anch'io voglio giocare, essere titolare, essere importante. E guarda, tifoso, se hai il cuore accelerato con queste informazioni esclusive che ti sto portando, non dimenticare di lasciare quel like gigante qui sotto. Questo è fondamentale per far crescere il canale e per permettermi di portare sempre più notizie bombastiche come questa. Ogni like conta, ogni like aiuta. E se ancora non sei iscritto al Rapporto Napoli, stai perdendo le bombe più grandi del mercato. Premi quel pulsante rosso ora. Attiva la campanella. Entra nella famiglia napoletana più informata della rete. Qui sai tutto per primo. Le negoziazioni, i retroscena, le rivelazioni di Fabrizio Romano. È contenuto di prima linea che non trovi ovunque. Allora fai questo favore al canale, like, iscrizione, e continuiamo perché c'è ancora molto di più in questa storia. Perfetto. Allora abbiamo capito che Mainoo vuole uscire dallo United, che è influenzato dal successo di Metominay e che suo fratello ha persino indossato la maglia del Napoli a Old Trafford. Ma ora arriva la parte cruciale della negoziazione. Fabrizio Romano è stato molto chiaro su un punto, Kobbie Mainoo è aperto al trasferimento. Questo è gigantesco, tifoso. Quando un giocatore è aperto a un trasferimento, significa che metà del lavoro è già fatto. Significa che accetterebbe di venire, che vede con buoni occhi la possibilità. Non è come quei casi in cui devi convincere il giocatore, dove ha dubbi, dove preferisce restare o andare altrove. No. Mainoo è recettivo all'idea di giocare nel Napoli. E poi Fabrizio Romano ha lanciato un'altra bomba. Il Napoli è pronto a spingere. Credono che Mainoo sia un obiettivo cruciale per la finestra di gennaio. Cruciale. Questa è la parola chiave. Il Napoli non vede Mainoo come un'altra opzione o un giocatore interessante. No, è considerato un alvo cruciale, prioritario, fondamentale. Giovanni Manna e Antonio Conte sono determinati a portare questo giocatore. Vogliono accelerare le negoziazioni, mettere pressione sul Manchester United, fare una proposta irrecusabile. Il Napoli è preparato finanziariamente per investire pesante. Non è chiacchiera, non è interesse superficiale. È un'investita seria per un giocatore che considerano essenziale. Ma poi mi chiedi, se il giocatore vuole uscire, se il Napoli vuole ingaggiare, allora qual è il problema? Ed ecco il nocciolo della questione, tifoso. Fabrizio Romano è stato diretto, ma tutto dipende dallo United. Il Manchester United è quello che ha l'ultima parola. Loro decidono se vendere o no, per quanto vendere, in quali condizioni. E la situazione dello United è complicata. Sono in una fase di ricostruzione, hanno cambiato allenatore di recente. La rosa è in transizione. Da una parte, potrebbero vendere Mainoo perché non è titolare assoluto, perché hanno bisogno di soldi per altri ingaggi, perché il giocatore vuole uscire. Dall'altra parte, Mainoo è un giocatore formato nella cantera, è inglese, ha potenziale per valorizzarsi molto in futuro. Lo United vorrà vendere a un club europeo che potrebbe essere rivale in Champions League?
È una decisione difficile che i dirigenti dello United dovranno prendere. E veloce, perché la finestra di gennaio è corta. Ora parliamo dei numeri, perché alla fine il calcio è anche denaro. Kobbie Mainoo ha 19 anni, ha contratto con lo United fino al 2027 ed è considerato una delle più grandi promesse del calcio inglese. Il suo valore sul mercato è stimato tra 40 e 50 milioni di euro. Sì, tifoso, è tanto denaro. Ma per un giocatore con il potenziale di Mainoo, che può essere titolare della nazionale inglese in futuro, che può giocare ad alto livello per 10-12 anni, è un investimento. E il Napoli è disposto a fare questo investimento. Aurelio De Laurentiis, il nostro presidente, sa che per lottare per il titolo in Italia e competere in Europa servono giocatori differenziati. Amme Citominai è costato circa 30 milioni e sta dimostrando che è valso ogni centesimo. Immagina Manu, che è più giovane, che ha ancora più potenziale di crescita. Sarebbe una dichiarazione di intenzioni del Napoli. Sarebbe dire: noi siamo qui per vincere. Noi vogliamo i migliori. E c'è un altro fattore importante. La competizione a centrocampo è accesa. Se il Napoli non ingaggia un rinforzo di peso, può perdere terreno con Inter, Milan, Juventus. Con Anguissa infortunato, il centrocampo resta scoperto. E non si può dipendere solo da Lobotka e dagli altri. Servono opzioni. Serve qualità in panchina. Mainoo sarebbe la soluzione perfetta. Un giocatore che può fare il volante, la mezzala, che ha capacità di creazione e di marcatura. Versatilissimo, completo, moderno. Antonio Conte ha già dimostrato di saper lavorare con giocatori inglesi. Amme Citominai è la prova. Ha preso un giocatore che era perso nello United e l'ha trasformato in pezzo chiave. Con Mainoo sarebbe la stessa cosa. Conte ha la capacità di estrarre il massimo potenziale dai giocatori, di far capire loro il sistema tattico, di dare fiducia. E immagina la coppia Citominai e Mainoo a centrocampo del Napoli? Due tra scozzese e inglese a dominare il centrocampo italiano. Sarebbe storico. Allora qual è lo scenario per i prossimi giorni e settimane? Il Napoli accelererà le negoziazioni. Giovanni Manna è già in contatto con i rappresentanti di Mainoo e con i dirigenti del Manchester United. La proposta del Napoli dovrebbe essere intorno ai 40 a 45 milioni di euro. Un valore alto, ma che riflette l'importanza che il club dà a questo ingaggio. Da parte di Mainoo, sta pressando per uscire. Vuole giocare, vuole essere titolare, vuole sviluppare la sua carriera. E vede nel Napoli l'opportunità perfetta. Il Manchester United dovrà decidere veloce. Vendere o non vendere. Accettare la proposta o provare a trattenere il giocatore. Gennaio sta arrivando, e questa soap opera può avere un finale sorprendente. E tu, tifoso napoletano, vuoi Mainoo al Napoli? Pensi che valga la pena investire quei 40 a 50 milioni? O preferisci che il club vada dietro ad altre opzioni più economiche? Lascia la tua opinione sincera nei commenti. Voglio sapere cosa pensa la tifoseria. Mainoo sarebbe il rinforzo ideale. Ha il livello per giocare nel Napoli? E guarda, questa storia sta solo cominciando. La tendenza è che nelle prossime settimane escano più informazioni, più dettagli, più colpi di scena. E puoi star certo che io sarò qui, nel Rapporto Napoli, a portarti tutto in prima mano. Ogni aggiornamento, ogni movimento, ogni bomba che scoppia. Allora non dimenticare, like al video per aiutarmi, iscrizione al canale per chi non l'ha ancora fatta e condividi con quell'amico tifoso che deve sapere anche lui di questa bomba atomica.